Amici di Bella Sicilia, benvenuti. Ci troviamo qui ad Assoro, esattamente nella Basilica di San Leone. Qui entriamo in questa maestosa chiesa dove c'è tanta storia, una chiesa che fonda le sue radici nel 1186, nel periodo normanno. Un meraviglioso tettolino che si conserva abbastanza bene, che è del fine del 400, siamo tra il 1400 e il 500. Tra poco scopriremo anche l'altare maggiore, dove in questo momento è coperto il crocifisso che proprio il venerdì santo porteremo per le vie del nostro paese. Dietro il crocifisso c'è una cona meravigliosa attribuita alla scuola gaginiana. Ogni venerdì di Quaresima, chiamata anche venerdì di marzo, al termine della celebrazione eucaristica facciamo un momento di adorazione eucaristica al Signore e poi sveliamo il crocifisso, accompagnato dal canto del Miserere in latino. E questo è il crocifisso che sarà portato in processione per il Venerdì Questo Santo. è il famoso crocifisso che viene portato il venerdì santo dei 60 nudi, è un crocifisso che appartiene al corpus gagginiano, o quantomeno alla scuola gagginiana, e come potete vedere è eretto, non è il classico Cristo morto messo all'interno dell'urna. La sua particolarità, la sua bellezza unica, ma l'espressione di questo Gesù che è morto già in croce, ma che ha uno sguardo sereno, uno sguardo che ci richiama l'amore che Gesù ha avuto verso questa umanità, che ha donato se stesso per ciascuno di noi. Il legame fortissimo di devozione e tradizione che accompagna questo crocifisso al popolo assorino e anche a chi oggi ha lasciato Assoro e si trova fuori. Pensate, per questo momento della Settimana Santa rientrano coloro i quali magari si erano trasferiti negli anni passati fuori, per cui c'è un legame, un'appartenenza, un qualcosa che richiama a ritornare alla terra di origine. Questa è una cosa molto bella. E dietro al crocifisso possiamo ammirare la cona sempre attribuita ad Antonello Gaggini, dove al centro ci sta Maria con Gesù che porge un melegrano, alcuni santi, tra cui abbiamo San Pietro e San Paolo, San Leone, San Benedetto, con alcune scene bibliche fino ad arrivare alla risurrezione. Allora, sono il superiore della Confraternita Santissimo Crocifisso di Assoro. Nasce nel 1579 ed è una confraternita composta da 72 confrati detti nudi ed è a numero chiuso e il posto si tramanda da padre in figlio. Il giorno clou è il venerdì santo, dove tutto il popolo assolino si reca in chiesa con tanta fede e devozione. Il ruolo della confraternita in quella giornata quale sarà? È di stare vicino al crocifisso quella giornata, ma noi siamo vicino al crocifisso tutto l'anno, sempre. Si è portato in processione da 72 confrati, di cui 60 a piedi scalzi. La croce rispetto a quelle degli altri paesi è all'impiedi, una croce altissima. Il nostro crocifisso è di scuola gagginiana, quindi molto antico. La funzione inizierà alle ore 15, come consuetudine, con la liturgia della Passione di nostro Signore. Si farà la liturgia, la lettura della Passione di Cristo e culminerà poi in tarda serata, perché in realtà non si completerà con la semplice liturgia, ma con una processione che si susseguirà dei fedeli che verranno qui a rendere omaggio al Signore. Possibilità di poter venire qui ad Assoro a vivere questo momento importante, molto bello, che ci richiama i misteri della fede, i misteri che viviamo ogni giorno.